Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Ormai l'estate tecnicamente è arrivata, nel senso che il 21 giugno parte ufficialmente la stagione estiva, però se noi oggi ci guardiamo attorno, guardiamo un po' fuori, vediamo le giornate un po' grigie. Allora cosa facciamo noi a Valgrande? Ci affidiamo ai colori naturali, che sono quelli che arrivano dai nostri giardini. Infatti questi fiori arrivano proprio dai nostri giardini e sono infatti le ortensie, che hanno bisogno di essere un po' pulite e rimesse nel vaso. Ci sono i gladioli e ci sono tutta un'altra serie di varietà di piante verdi che vanno a completare le nostre composizioni floreali. Questi fiori hanno bisogno di piccole cure, di piccole attenzioni, come l'acqua, la rimozione delle foglie secche, ed è quello che noi facciamo perché amiamo questo genere di attività, assieme all'altra attività che è quella della cucina, dove io trascorro gran parte delle mie giornate. Infatti per questo fine settimana, approfittando della verdura di stagione, sto confezionando una serie di piatti come la crema tiepida di zucchine, oppure i maccheroncini con le zucchine e la menta, oppure maccheroncini con le zucchine e la pancetta croccante, assieme a tutta un'altra serie di preparazioni per la stagione, definiamola estiva. Accanto alle preparazioni delle consuete con le verdure o con le carni di pollame, però si possono trovare anche i nostri dolci, che per questa stagione sono la crema di yogurt con la frutta fresca oppure la zuppa inglese. Se qualcuno di voi è curioso di assaggiare le nostre preparazioni e di vedere anche le mie composizioni floreali, io vi invito a trascorrere qualche momento qui a Valgrande, e lo potete fare però sempre prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che si possono trovare tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo e mi dedico ai miei fiori. Ciao!